Movimento 5 Stelle di Agrigento propone un workshop sulla partecipazione politica e l'innovazione. Domani, domenica 22 settembre, nei locali del Caffè Letterario Pirandello, nei pressi della casa natale di Pirandello, in contrada Caos, alle ore 10:30 lo scrittore Alessandro Cacciato esporrà alcune strategie innovative utili alla concretizzazione di idee e progetti, insieme a Salvatore Palumbo del dottorato di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo e in presenza dei portavoce del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao, Michele Sodano, Dino Giarrusso e Rosalba Cimino. L'ingresso è libero. In proposito ascoltiamo il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Sodano e l'attivista del Movimento 5 Stelle Salvatore De Caro. Il Movimento 5 Stelle di Agrigento propone un workshop. Il deputato nazionale Michele Sodano. Sì, domani proponiamo ad Agrigento un workshop che si è tenuto una settimana scorsa a Roma per l'Accademia Rousseau e che ha avuto un grandissimo successo. L'obiettivo è quello di dare ai partecipanti tutti quegli strumenti, quelle metodologie per poter trasformare una propria idea in un progetto. Questo può accadere nel campo delle start-up, di chi vuole fare impresa, ma anche nella gestione della cosa pubblica. Il nostro obiettivo è quello di avere una classe di cittadini sempre più pronta e preparata e in grado di interferire, di partecipare attivamente a quelle che sono le scelte di un comune o di un'amministrazione. In questo senso domani sarà un momento molto importante e saranno con noi anche l'europarlamentare Ignazio Corrao, ci sarà la Iena Dino Giarrusso, oggi europarlamentare, e anche Rosalba Cimino. Quindi siete tutti i benvenuti, perché è chiaro che c'è chi intende la politica e quelli che devono fare politica come semplici portatori di voti, c'è quella scuola di pensiero. Noi invece crediamo che oggi chi debba fare politica debba essere un portatore di idee sane e noi vogliamo che sempre di più questi cittadini siano in grado di far passare un'idea e trasformarla in un progetto poi spendibile per tutta la città. Salvatore De Caro, attivista del Movimento 5 Stelle. Sì, noi cittadini vogliamo avere sempre più voce in capitolo, dobbiamo metterci in gioco necessariamente e il workshop di domani può rappresentare un'opportunità di confronto, o meglio un'opportunità per poter discutere e capire quali sono le problematiche di Agrigento, però diventa ancora più opportunità, secondo me, per capire quali possono essere i migliori strumenti per arrivare alle soluzioni. Ed è per questi motivi che domani vi aspettiamo numerosi cittadini agrigentini al workshop, al Caffè Letterario a Villa Seta.